Ciao a tutti, sono Matteo Volpi della Scuola Meta Scacchi e in questo video vi spiegherò come utilizzare gli studi su lices.org. Allora, intanto questa è la schermata principale, la schermata home di Lices, e da qua bisogna andare su Impara, in alto a sinistra, e cliccare su Studi. Una volta cliccato su Studi comparirà questa schermata in cui possiamo trovare tutti i vari studi pubblicati dagli utenti di Lices, ma giusto per farci l'idea più che altro. Per creare il nostro studio andiamo qua sul più verde a destra e clicchiamo Crea Studio e ci si aprirà una schermata in cui possiamo fare già le prime impostazioni: il nome, la visibilità, la colorazione, analisi, esplora aperture, chat e così via. Allora, il nome basta appunto nominare lo studio su quello che dobbiamo spiegare, quindi non c'è, diciamo, troppi problemi, ecco. Basta mettere il nome dello studio che si vuole creare e così via. Per quanto riguarda le opzioni sotto, allora, visibilità, io lo consiglierei nel frattempo di metterlo non elencato, ovvero che solo noi possiamo vederlo. Così evitiamo che venga, diciamo, condiviso senza che noi vogliamo, a nostra insaputa. Stessa cosa vale anche per la clonazione, anche qua direi nel frattempo mettiamo su solo io o anche nessuno, comunque è indifferente, facciamo nessuno così siamo proprio sicuri che nessuno potrà clonarcelo. Analisi del computer, questo diciamo è facoltativo, implica soltanto l'utilizzo meno di Stockfish nell'analisi dello studio, insomma. Possiamo metterlo come per tutti come per nessuno, dipende dalla necessità, ecco, della sua presenza nello studio. Lasciamo su tutti, almeno poi vediamo anche come funziona. Esplora apertura è ancora più facoltativo, questa è una cosa di Lices, ovvero che Lices mette a disposizione diciamo, il suo database di aperture, però non so quanto possa essere utile per le nostre lezioni, forse magari per i livelli più alti potrebbe tornare utile. Lasciamo comunque su tutti, visto che non è una cosa che ci interessa più di tanto. Chat, qua possiamo anche fare nessuno, tanto diciamo che la chat servirà quella durante la lezione, ecco, più che quella sul Lices. Sincronizzazione, qua io lascerei no, perché almeno una volta che potremo condividere lo studio dei nostri corsisti, ognuno potrà, diciamo, giocarci su, tra virgolette, nel senso che potrà vedere le proprie varianti senza modificarlo, ecco, una volta che appunto verrà clonato. Commento dello studio, se si vuole lasciare un commento, basta cliccare sotto la scacchiera e poi inserire il commento in un secondo passo. Ma questo sta a voi, ecco, diciamo, vedere se metterlo o meno. Una volta che abbiamo impostato tutto questo, nome e le altre impostazioni, possiamo cliccare su Inizia e ci compare la schermata del primo capitolo, del nuovo capitolo. Diamo un nome al capitolo e qua possiamo scegliere la variante, ma questo sono tutte cose che non penso ci interessino, basta lasciare su standard perché queste sono tutte le modalità di gioco degli scacchi. Orientamento, qua appunto dipende da che parte si verrà la scacchiera, se con i bianchi o i neri, io personalmente lascerei il bianco visto che nei libri c'è sempre il bianco come prospettiva di studio. Modalità di analisi, qua lascerei comunque normale perché anche nascondere le mosse successive potrebbe essere un'opzione, ecco, visto se dobbiamo, diciamo, mostrare ai nostri studenti lo studio. Potremmo lasciare analisi normali in cui il formulario rimane visibile a tutti o usare questo per nascondere le mosse successive, così che comparirà soltanto una mossa alla volta nel formulario. Sta a voi anche questo decidere, intanto lasciamo un'analisi normale, nessun problema. Questo ovviamente se si vuole magari utilizzare per lo studio di una partita dalle prime mosse. Se invece si vuole partire da una posizione, possiamo utilizzare queste quattro voci a destra vicino a semplice, ovvero editor, URL, fan, pgn. Partiamo dall'editor. Nell'editor qui possiamo addirittura fare quello che vogliamo con la scacchiera, ovvero se lasciare la posizione iniziale o svuotarla.
Qua possiamo scegliere a chi toccherà in quella posizione. Possiamo scegliere se il bianco ha già arroccato corto o nero, e anche per il nero. Corto, scusate, arroccato corto o lungo, e così vale anche per il nero. Anche qua vi compare tutte le impostazioni della variante, orientamento e analisi come visto in precedenza. Possiamo magari appunto, ad esempio, se vogliamo impostare un finale di torri e pedoni, possiamo fare nel frattempo svuota la scacchiera, mettiamo, adesso sto facendo ovviamente puro esempio, mettiamo i re sulla scacchiera, mettiamo i pedoni, un pedone qua e un pedone qua, e mettiamo anche le nostre torri. Questo ovviamente è un puro esempio a caso, sto facendo così sul momento. Possiamo simulare un'infinità di torri e pedoni una volta che abbiamo impostato la posizione, abbiamo messo a chi tocca, se poi il bianco o il nero hanno già bloccato, facciamo crea capitolo ed ecco qua la nostra posizione. E qua appunto, siccome tocca al bianco, possiamo fare la mossa al bianco e così via. Da scacco e di così via. Quando vogliamo inserire un nuovo capitolo, basta andare qua a sinistra su aggiungi nuovo capitolo. Ecco qua che ci compare la schermata di prima. Se diciamo vogliamo inserire un URL, qui diciamo è il link di una partita da lì c'è social game, quindi penso che a meno che non si voglia mostrare una partita che troviamo qua su questi due database, si può anche fare a meno. Il fan invece è una posizione, ovvero se vogliamo diciamo importare da un altro database una posizione, quella posizione avrà un fan, penso che molti di voi lo sappiano già cosa sia, comunque il fan è questo codice, come questo qua ad esempio, che indica, diciamo, indica appunto la posizione in modo codificato. E sotto ogni posizione sul rispettivo database ci sarà questo codice da cui possiamo fare copia e incolla e una volta che il codice verrà incollato facciamo crea capitolo e la posizione verrà esposta sullo studio. Stessa cosa vale per i PGN, ogni partita ha il proprio PGN, si può anche scegliere appunto un massimo di 20 partite, ma comunque basta anche qua fare copia e incolla del PGN su questa parte qua e una volta che il PGN sarà inserito facciamo sempre crea capitolo e comparirà la posizione. Ok, questo per quanto riguarda per la impostazione della posizione comunque del capitolo. Una volta che abbiamo, anzi, intanto qui ci sono anche comunque le possibilità di fare poi i commenti per ogni mossa, quindi se facciamo un commento a questa mossa possiamo scrivere ad esempio scacco di torre, giusto per essere molto terra a terra. Ecco qua che dopo la mossa torre H1 scacco c'è il commento scacco di torre, con la lineetta qua evidenziata a destra che indica che il commento riguarda la mossa del nero, per essere precisi. Poi c'è anche la possibilità di insegnare le mosse con i simboli che troviamo su tutti i libri di scacchi, ovvero mossa buona, errore, mossa brillante, svista, mossa interessante, mossa dubbia, così via, posizione pari, posizione non chiara, anche qua altre cose che magari non si trovano spesso, iniziativa, attacco, ma comunque diciamo che la prima colonna è quella che ci interessa di più, ecco, perché rispecchia quello che si trova nei libri. Per quanto riguarda appunto Stockfish, che stavo parlando prima, ecco qua abbiamo la possibilità di attivare Stockfish cliccando sul pallino e Stockfish ci dirà appunto la sua valutazione e le sue linee. Se vogliamo aggiungere più linee, clicchiamo in basso qua a destra sulle tre lineette del menu, possiamo scegliere quante varianti multiple Stockfish ci mostrerà, i processori e memoria. Io lascerei questa impostazione qua, uno perché alla fine più di tre varianti multiple non penso ci sia bisogno, anche per i processori e memoria, semplicemente per alleggerire il lavoro del PC e quindi evitare surriscaldamenti inutili dell'hard disk, insomma. Anche qua analisi infinita, stesso concetto, per alleggerire lo sforzo del computer, è meglio lasciarla disattivata. Se vogliamo indicare la freccia per mossa migliore, ecco qua che compare le frecce per ogni variante. Questo comunque sta a voi, alla fine non è molto così, diciamo, non
appesantisce il lavoro del PC, notazione in linea, se vogliamo attivarla, che ovvero invece di fare a mo' di formulario la trascrizione delle mosse, le fa proprio una dietro l'altra come appunto fosse una sola riga. Infatti se facciamo RF2 ecco che compare sempre in linea e così via. Invece di fare a mo' di formulario fa proprio una dietro l'altra. Questo comunque su tutte le personalizzazioni che stanno a voi quando volete impostare la lezione, quindi libero la scelta di fare quello che si vuole. Ok, tornando invece a un'altra possibilità, che è quella, diciamo, possibilità chiave per cui io suggerirei di usare Lices per questo primo momento, se non si trovano altri database o altre piattaforme che ci consentono di fare lezioni, è a cliccare su questi tre pallini che sono il simbolo della condivisione ed eccolo qua che si compaiono le, diciamo, le modalità di condivisione. Allora, partiamo subito dal fatto che la GIF è inutile perché è una cosa fatta per bellezza, diciamo. Scaricare la partita in GIF non è che sia molto istruttivo, è solo una cosa così fantasiosa, tra virgolette. Ecco qua infatti poi compaiono anche URL degli studio o anche del capitolo intero. Quindi se fai solo l'URL dello studio intero, ovvero di tutti i capitoli che compaiono di qua a sinistra, o solo del capitolo corrente, ovvero di questa posizione qua, ecco. Si può anche scaricare il PGN sia dello studio intero o del solo capitolo, e una volta scaricato, quindi facciamo ad esempio, scarichiamo il PGN dello studio, ecco che qua in basso a sinistra compare il file che è stato scaricato, e una volta che andiamo in esplorare risorse, eccolo qua, andiamo sui nostri download, ed ecco che compare il nostro studio scaricato, eccolo qua. Ok, mentre una cosa che secondo me è molto utile è appunto il fatto di poter duplicare lo studio. Quindi se clicchiamo su duplica abbiamo appunto, diciamo qua gli avvisi tra virgolette di Lices che appunto noi creiamo uno studio con gli stessi capitoli, noi adesso siamo i proprietari dello studio e che possono essere aggiornati separatamente e così via. E cancellandone uno non si cancellerà anche l'altro. Quindi se quello da cui abbiamo clonato lo studio cancellerà il proprio studio, a noi rimane perché abbiamo già clonato in precedenza. Quindi noi facciamo clone the study ed ecco che se andiamo dove diciamo nei nostri studi, quindi ritorniamo su impara studi, i miei studi, eccolo qua che questo è quello che abbiamo fatto, diciamo, abbiamo fatto poco fa, mentre questo è quello che abbiamo appena duplicato. Poi, ovviamente, questa possibilità, diciamo, consente a magari di allegare alla lezione che facciamo in DAD, in diretta, magari se la registriamo, ipotizziamo, comunque finché siamo in lezione possiamo condividere nella chat il link, quindi ad esempio facciamo qua, clicchiamo sullo studio, possiamo condividere questo link nella chat supponiamo di Google Meet, durante la lezione, perché condivide ai nostri corsisti il link dello studio, così una volta che cliccheranno sul link si aprirà il loro studio, potranno andare di qua e fare diciamo o la duplicazione, adesso qua non compare perché abbiamo già duplicato poco fa, o comunque scaricarsi lo studio vero e proprio. Quindi potrebbe essere un'ottima alternativa per allegare lo studio alle lezioni. Detto questo, direi che penso di aver coperto in tutto e per tutto la possibilità degli studi di Lices. Se qualcuno vuole approfondire, comunque vuole saperne di più, non esiti a contattarmi che vediamo insieme diciamo, di esplorare tutte le possibilità di Crowd Lices.